Giotto, Petrarca, Mantegna, Palladio, Donatello, Galileo, Francesco Iori, ma quanta cultura è transitata per il Veneto? Sì, il Veneto è davvero un giacimento culturale incredibile e lo è sotto due profili. Come personaggi di primissimo piano che nascono e crescono in Veneto, abbiamo detto Palladio, potremmo dire Canova, ma anche di intelligenze che arrivano da fuori e che qui danno il meglio di sé, per esempio Giotto o Galileo, ecco, per citare altri due esempi. Segno che il problema vero non è, come oggi si tende a dire, che il problema è la fuga dei cervelli. Sì, è un problema, ma il vero problema è anche la scarsa capacità di attirare cervelli da fuori, che invece è stata una caratteristica del Veneto del passato. E queste intelligenze indigene, tra virgolette, e foreste, tra virgolette, hanno davvero fertilizzato non solo il Veneto, ma la cultura italiana.